Abbiamo inteso depositare questa interrogazione per fare un aggiornamento su questo progetto che riteniamo importante nella finalità di cui si è già discusso in quest'Aula anche a giugno, solo che da allora ovviamente è uscita anche una delibera di giunta che ha definito effettivamente tutti i requisiti anche necessari per poter avviare questo progetto. C'è stata una manifestazione di interesse. Quello che diciamo è cambiato dalle prime dichiarazioni di aprile 2020 alla delibera di giunta che è del 24 luglio 2020 era un po' il ruolo di INSIEL che la Regione ha previsto per questo progetto. Perché all'inizio nelle dichiarazioni si diceva che INSIEL avrebbe dovuto sviluppare e rendere rapidamente operativo un sistema informatico per consentire il monitoraggio a distanza in tempo reale dello stato di salute e trasmettere i dati direttamente al sistema sanitario. Adesso, ovviamente nel progetto che è stato anche approvato in giunta regionale, INSIEL in qualche modo viene ridimensionata in questo progetto perché di fatto potrà solamente intervenire per un terzo dello stesso, per così dire, mentre per quanto riguarda la piattaforma informatica, per quanto riguarda anche la realizzazione del software che dovrà essere integrato col sistema informativo del Servizio Sanitario Regionale, il tutto verrà lasciato al fornitore. Allora, noi abbiamo fatto questa interrogazione chiedendo e tornando a chiedere come mai il capofila di questo progetto sia la Protezione Civile, ben capendo che i soldi che vengono reperiti sono della Protezione Civile, perché ricordiamo provengono dalle donazioni dei cittadini e immagino non solo del Friuli Venezia Giulia, che hanno partecipato con grande interesse ovviamente a queste donazioni. Poi ci chiedevamo cosa sia successo da aprile a luglio e come mai INSIEL sia stata in qualche modo accantonata. Infine, siccome per quanto riguarda anche l'app Immuni si è fatto un gran parlare di dati personali, una piccola nota anche su questa, magari di rassicurazione da parte dell'assessore, ci potrebbe stare, perché ovviamente dando in mano il software a un esterno ci potrebbe essere anche questa preoccupazione, che è la stessa che ha manifestato la stessa giunta regionale per quanto riguarda App Immuni, sebbene lì ci fossero già tutte le rassicurazioni del caso da parte del Ministero. Bene, grazie, prego Assessore. Si rappresenta che la disponibilità finanziaria per la realizzazione del progetto di telemedicina realizzato con fondi donati dai cittadini per l'emergenza Covid deriva dalle donazioni raccolte. Questo è insediato nella Protezione Civile regionale a valere sul fondo regionale della stessa. Da tale condizione, oltre che dalla strutturazione delle procedure commissariali, dipende la scelta del bando incardinato nella Protezione Civile. Al proposito, tuttavia resta inteso che per le specifiche tecniche che comprende il telemonitoraggio, la televisita, il teleconsullo, INSIEL potrà integrare, facendone parte oggettiva del progetto con i propri tecnici, eventuali soluzioni già acquisite o comunque sotto il coordinamento e il parere tecnico della Direzione Centrale Salute. Infine, relativamente ai dati personali, quest'ultimi saranno trattati in conformità alle disposizioni vigenti in relazione al titolare del trattamento sotto il profilo sanitario. Grazie, prego consigliere Sergo. Grazie Presidente, Presidente, una piccola nota su poi quanto era già successo anche a giugno a seguito della risposta all'interrogazione del consigliere Jacopo a una interrogazione su questo tema. Lì era stata avanzata l'intenzione di chiedere una terza commissione, un'audizione anche dell'assessore su questo tema in terza commissione, perché si era aperto un dibattito sulla necessità di arrivare a questa telemedicina, ma il problema era semmai sul come. Lei aveva chiuso quelle replica
all'interrogazione, invitando il Presidente della terza commissione a fare questa audizione. Sono passati 4 mesi, ovviamente se siamo qui a parlarne l'audizione non è stata fatta, e quindi avremo eventualmente modo per vedere poi anche come sarà l'esito del bando, perché non l'ho ricordato prima, ma ovviamente la manifestazione di interesse è scaduta il 4 settembre, anche qui ormai siamo a fine mese, dovrebbe essere ormai definito il tutto. Assessore, l'unica cosa che prima non ho ricordato rispetto a quanto ho riportato anche nella IRI, per quanto riguarda la telemedicina c'è già una piattaforma di intelligenza artificiale e di medicina traslazionale per la gestione dei dati molecolari e clinici dei pazienti Covid-19 da parte di ASUFC, che è ovviamente l'azienda sanitaria Friuli Centrale. Allora la nostra preoccupazione era solo quella di capire se stiamo ovviamente integrando tutti questi software o se ne stiamo creando diversi a seconda dei casi. Perché se abbiamo già una piattaforma che deve gestire questi dati, ovviamente adesso ne chiediamo un'altra a un fornitore esterno, il tutto non ci sembrava ovviamente così logico. Io per quanto riguarda la sua risposta posso ritenermi soddisfatto, soprattutto per quello che ha detto del trattamento dei dati personali, e le invito a ripensare a quella che è la posizione regionale sull'applicazione Immuni, che in alcuni casi in giro per l'Italia ha già dato i suoi benefici per quello che è il contact tracing delle persone che vengono a contatto con persone positive, e quindi di fare un appello ufficiale ai cittadini di questa regione per dire le stesse cose che ha detto lei sulla telemedicina poco fa, di fidarsi di quell'app, che non c'è nulla di preoccupante per quanto riguarda i dati, né il tracciamento né tutto quanto, e magari l'invito a dirlo anche al Presidente della Regione. Grazie.